Tanto si fanno delle patate al forno e tanto per cambiare c'è pane di casa che il mondo sconosce, c'ho vapore, e minestrone veramente bello e genuino con piselle, carote e tutto quello che mia moglie ha mescato. Dalle verdure ci sono pure citrioli, insomma, piselle, ci sono la fasolina e compagnia bella. Ma il ristorante, io ho visto che effettivamente fanno, diciamo, le patate che scorci, che lavano le cose, dice, e vanno che scorci. Io ho visto che quando hai mangiato, o fanno tanto per risparmiare, ma dice che i scorci, tanto assai, non si ci toglie, non ci toglie. Le patate, mi raccomando, ci vuole una bella cipolla, bellissima, una cipolla, più la munne, più ti fa piangere. Lo devi riempire, aspetta che ho pane. Aspetta, giriamo un po'. Voilà. Un po' abbrucia, ok. Voilà. Stai facendo guarda che brava mia moglie, oggi è San Valentino, ma oggi mangiamo a dieta. E stasera che mangiamo al ristorante? Lo sai, cioè, credo che ti voglio dire, se stasera siamo pure... Ma io non mangio tu, io stai cucinando. Ma tutto sto mangiare cosa va a mangiare? Vuol dire che c'è qualcuno che mangia. Ma tutto sto mangiare... Non parliamo mangiare dopo stasera, ma oggi hai voglia di mi mantenere. Che tu mangiavi, non te lo fai. Ma lo saccio, ma dopo queste bellezze... Non hai detto, parti, va a mangiare. Sì, ma queste bellezze che fare, che puzzo io fare, diciamo, non mangiare dopo. Che voglia io, magari mi mantengo. Però dico, quando tu dopo fai una bella pietanza di questa che il mondo sconosce, come fa a non mangiare? A chi non si leva la teglia di sotto come se quadriate in capo? Come la fa cuocere assai? No, di sotto no. E di sotto la faccia là? Bene morbido. Sì, ma la teglia che da dà, c'ha a lavare. C'è bisogno. C'è roba, come non c'è bisogno? Sì, la calavala, aspetta, te la pezzo, non ti bruciare, non ti bruciare perché dopo ti tiene pure questa pezzuta. Così, bravo, non ti bruciare, stai a cura perché se ti bruci non puoi cucinare, perché è una cosa, si sta conzando, diciamo, si sta facendo pane conzato, picciotti, pane conzato, tradizionalmente pane conzato, ma mia moglie lo fa stile effettivamente, che vi posso dire? Pizza. Stile pizza. Allora, aspetta che mi giro. Mia moglie effettivamente, ora vi faccio vedere. Insomma, il pane di casa, lei l'ha aperto caldo. Morale della favola, lei è come se facesse una pizza, diciamo, di casa. Ora questo viene infornato, conzato, ma c'è a mettere prosciutto, se ci mette... ma l'olive ci sta, l'olive nere. Questo, ci mettiamo le acciughe di oggi. E allora c'è bisogno che io stasera al ristorante. Con il ristorante abbiamo qua, meglio mangiare il genuino che abbiamo qua, che stiamo facendo a tutto il ristorante, anche la leva da casa, anciove, la salsa, l'olio, che ti voglio dire, sale, pepe, è una cosa da pazzi. Questa è la grana. Questa è la grana, il pecorino non ci sta allora, la grana ci sta meglio, il pecorino... E che lo metto... De cacuccio. Lo metto Conzato a pezza, diciamo. Questo trucchetto che tombara. Abbiamo fatto, no? Ma si ma lei? No! Ho preso